Ciao amici, rieccoci, questo è il 49esimo episodio, che è un episodio extra, diciamo, dato che nei giorni scorsi non ho pubblicato per alcuni giorni video. E come prima cosa voglio dirvi, voglio lasciarvi appunto un link che trovate in descrizione alla bandiera tricolore, dato che diverse persone mi hanno chiesto come si poteva modificare, appunto, sostituire a quella vecchia. E ho pensato di lasciarvi non solo questa, ma anche una bandiera che ho elaborato io sulla base di una bandiera storica. Le trovate entrambe in descrizione. eh, che è col Leone di San Marco. Se per caso unificaste l'Italia con Venezia, la potreste considerare. E, vabbè, per utilizzarla dovete sostituire il file che trovate in Europa Universalis GFX Flex, che si chiama ITA. Quel file dovete sostituirlo con quello che trovate in descrizione. E magari farò un video tutorial in cui mostro proprio come farlo. Vabbè, comunque adesso possiamo riprendere la nostra partita. Ci troviamo ancora in guerra con alcuni stati indiani, ma più che altro è una questione di tempistiche, dato che non siamo avvantaggiati in alcun modo dal fare la pace in questo momento. Pensiamo di attendere un attimo, ma tra l'altro qui ho sbagliato un po' a calibrare le forze. Qui abbiamo tutta l'artiglieria, mentre sto giro non è tanto. Vabbè, niente. Allora, aspettiamo che sia. Facciamo così. Voglio attaccare questi ribelli, quindi facciamo prima quello. Mm. Allora, qui possiamo unire i nostri mercantili nel mercantile genovese. E appunto in questo mercantile terrò le navi un po' datate, dato che è quello più esposto a possibili attacchi, mentre voglio preservare invece le navi un po' più moderne. Magari prendo qualche nave anche dal mercantile di Ragusa. Momento. Ci sono ancora delle barche qua. 4 barche. Prendiamoci 5 di queste e le mandiamo a Ragusa. E a Genova. Penso siano più utili a Genova perché voglio predominare questo nodo in maniera più decisa. Ah, voi non state ancora. Mi sembrava un po' strano. Purtroppo anche la Francia ci fa da concorrente. Comunque le navi più moderne invece sono sbloccate solo da noi, perché solo noi abbiamo il livello 15 nella tecnologia navale, che io sappia. Appunto. Chi è? Ah, voi. Andatemi. Ah no. Non mi potete andare lì? Ecco, bravi, avete capito il mio piano malefico. Però questi qua non scherzano. Oh, bene, possiamo anche convertire questa e rimane solo il basso donna da convertire poi. Allora, qua abbiamo qualche nave.
Ah. Vediamo un po' di unirle. Questo è il mercantile di Costantinopoli. Bisanzio. Ok. Pian piano ci arriviamo. Perché mi fai questa strada? Vabbè. Saprai tu qual è la migliore, immagino. Oh, un cardinale. Mamma mia, quanto ci è voluto. Ce ne prendiamo un altro, giustamente, adesso perché... Purtroppo, cavoli, ma che sfortuna. È stato nominato l'unico che non, cioè, non aveva storia la cosa, mentre quelli su cui dobbiamo sempre investire sono ancora fuori dalla curia. Allora, qui ci sono altre fregate. Vabbè. Tu cosa ci fai qua? Sei arrivato. Tu chi sei? Allora. È un po' una confusione pazzesca, qua o sbaglio? Mercantile. Genova, siete tutte e due a Genova. Vabbè, allora unitevi. No. A meno che questa magari la mando a Venezia questa. È un po' difficile capire l'equilibrio, però già guadagniamo di più, rispetto all'ultima volta che ho controllato. E questa gente a Genova mi procura 10. Se questi li mandassi a Venezia... No, però prima di tutto, scusate, solo il 16%. E qua gli spagnoli stanno facendo la brutta fine che meritano. Interessante. Poveri spagnoli. Ok, dove siete? Spagna, 25.000, ha finito la manodopera. Vabbè, io mi avvicino. Queste sonore vittorie. Cavoli, abbiamo liberi tutti. Ma voi vi dimenticati? Allora, vediamo un po'. Perdo 2 ducati. Vediamo a Genova. Vediamo 34. Ne sto guadagnando a Venezia. Se mando loro, cosa cambia? Esattamente. Voi dovete unirvi invece a questi. Ma voglio che si uniscano. Allora, mandate qua voi. Ok. Dov'è Genova che me la perdo sempre? Ok. 35,9. No, 30. Oh mio Dio, è un po' variabile la... Oh, abbiamo completato l'obiettivo intanto, questo ci darà un gran beneficio. L'unica cosa di... Mi dispiace che producano lana, però... Che volevo fare? Che ci posso fare? Non posso neanche sempre... Pampas. Cavoli, questo era bellissimo, ma... Non posso più farlo, sono già in guerra con loro. Sciocchi. Ah, producono cose interessanti qua, però, sti sciocchi. Qua hanno finito i francesi? Sì, ormai.
Ah, tu è vero che tu puoi andare dappertutto. Tornami qua, guarda. Qua ce n'è un'altra. La mandiamo qua, dai. Allora, questa allora sarà il mercantile di Venezia a sto punto. Quanti ne abbiamo di mercantili ormai? Non si può riordinare la cosa, no? Allora, qui abbiamo gli esploratori. E qui, vabbè, nave poco consistente. Ah, siete in Andalusia. Qui ne succedono di tutti, di tutti i colori, in ogni momento. Mamma mia. Allora, il primo diplomatico è arrivato. Allora, non abbiamo obiettivi. Questi ci darebbero prestigio, ne abbiamo già 100 di prestigio, quindi non ce ne faccia niente. Pampas. Vabbè, dobbiamo aspettare la fine della guerra. Non ha capito che non possiamo fabbricare pretese su Pampas? No, non ha capito, va bene. Allora, sapete cosa facciamo adesso? Un bel po' di edifici. Allora, ma sì, questi sono più che mai adeguati. Allora, però abbiamo anche edifici un po' più interessanti, magari. Questo per il gran... Queste sono tutte cose particolari. Mm. Vabbè, allora fatemi capire, questo serve a aumentare il potere commerciale e il valore commerciale. Questi sono importanti, direi. Queste no, perché è nel nodo sbagliato. Allora, ok, abbiamo fatto un po' dappertutto. Ok. Io attacco i... Mi conviene attaccarli. No. Lasciamo perdere. Allora, io migliorerei le relazioni con qualcuno, tipo la Boemia. Ok. Poi potrei creare magari qualche pretesa da qualche parte. Non siamo più tanto ricchi, come mai?
Sono tutti in mare, no? E purtroppo avere altri ci servirebbe avere. Dov'è la. Non c'era una nave che avevo mandato? Eccola. No, dicevo che non avere tanti mercanti è un po' problematico comunque. Allora, vediamo un po'. Sì. Cosa hanno fatto questi inglesi? Ah, sono tornati alle loro antiche abitudini. Vabbè, ma quindi chi sta vincendo? Nessuno. Vabbè, meglio così. Allora, ci conviene, io credo, colonizzare la zona prima che lo faccia qualcun altro. Allora, ok, bravi francesi, distruggete, stermate portoghesi. Aie. Stabilità. Mi sa che ci conviene far questo, però dura 20 anni un po'. Se no perdere un'instabilità, perderemmo un po' di tasse in Friuli per guadagnarle a Roma. Abbiamo dei modificatori? No, non ci conviene. No, qui raddoppiano un momento. Ma non credo che ci sia un vantaggio ad averlo in un posto o nell'altro. Ah, o un'instabilità oppure questo modificatore. Accidentaccioni. Appunto la crescita delle città tra i contadini. Sembra che i contadini si stiano muovendo dalle province per guadagnarsi una vita nella capitale. Questo sta creando scompiglio nella nazione e la nostra capitale può però beneficiarne nel lungo periodo. Ah sì, eh. Però la stabilità io me la tenevo abbastanza volentieri. Vabbè, dobbiamo decidere. Accidenti. Ma perdiamo un po' di morale. Preferisco. Allora, possiamo mandarlo a Brandeburgo. C'era qualcosa di importante a fare, però. Potremmo riprovare ad annettere il Marocco. Ah no, però volevo prima dichiarare. Ah, ecco, facciamo qualche pretesa sull'Algeria. Ecco la cosa da fare. Magari togliamo momentaneamente l'Inghilterra dalla lista dei rivali. Oh, finalmente siamo arrivati, cavoli. Qui lasciamo il necessario. Poi. Cavoli, quante ne sono successe? Un diplomatico è arrivato. Questi sono rivoltati. Questa è la colonia finita. Abbiamo convertito Reykjavik, va bene. Ok, ne sono successe un po' di tutti i colori, ma. Allora. Adesso. Il nostro fine, appunto, Algeri.
Allora, ci conviene forse cambiare rivale? Tutto sommato, vabbè, però possiamo farlo. Non lo so se farlo o meno. Vediamo un po' se il Marocco ha delle pretese. No. Il fatto è che non so esattamente cosa fare. Cioè se annetterla tutta o vassalizzarla. Cioè se annetterla e venderla al Marocco o vassalizzarla. Mm. Scelta difficile. Cavoli, bene, è entrato un altro cardinale alla curia, però una cosa che non ci ha interessati molto. Insomma il suo successore possibile è fedele all'Italia. Quindi, come vedete, siamo abbastanza favoriti perché io penso che se uscisse un francese dalla curia, o ah no, devono uscire sia un francese sia uno spagnolo, ma i prossimi, insomma, potremmo essere noi, potremmo guadagnare il controllo sulla curia. Ma chi lo sa. Allora, intanto qui non è passato molto tempo, vero? No, dov'è? Ciao. Ok. E invece, appunto, non ho voglia di spagnoli qua, di inglesi, scusate. Quindi ci andiamo noi qua, prima che ci vadano loro. Qui mi sono dovuto subito rimangiare le parole perché dobbiamo rimanercene qua. Qui questi cosa fanno? Aie. Sti malintenzionati hanno occupato la provincia. Allora, però voi non seguiteci. Anzi, no, vabbè, lasciamo perdere. Ok. Allora, qui stavano decidendo il da farsi. Io non so. Non, non so proprio. Però mettiamola come rivale, dai. Mettiamocela. Magari ci vorranno anche un po' più bene gli inglesi dopo questa decisione. Ma che. Allora, qui abbiamo altre 3 navi. Ah. È un po' difficile decidere dove mandarle. Queste 3 navi. Ma mandiamone un po' a... Però qui volevo lasciare solo caravelle. Allora, un momento. Troppo complicato tutto questo. Allora, quindi... Dove sono le caravelle? Ecco. Facciamo così, mandiamoci un po' di caravelle a Genova. Queste 6 le mandiamo a Ragusa. No! No! Ah, vabbè, non è grave. La Spagna è diventata il controllore della curia, però noi abbiamo guadagnato un altro cardinale, benissimo. E ci prendiamo subito anche questo. Ok, dai che ce la facciamo. Allora possiamo diventare curia... Curia? Accumula soldi, prendi Vollis. Vabbè. Ma sì, speriamo ci porti fortuna a avere l'obiettivo. Allora, quindi questi... No, tu ci confondi e basta. Allora,
Questi io direi di mandarle a Ragusa insieme a queste, mentre queste le facciamo tornare a Venezia. Insomma, un bel casino. Allora, tu che cavoli fai? Allora, tu devi andare a Genova, ok. Tu chi sei? Bisanzio? No. Ok. Ragusa? Ok. Ma qui direi che la situazione è assolutamente sotto controllo, quindi andiamo... Ah! Andiamo ad Aragona, dai, a difendere i francesi. Ma direi che questi aragonesi si stanno un po' rallentando. Sta rallentando troppo, no, non mi piace. Attaccano loro, no. Si attaccano loro. Pare. Adesso attaccherebbero il 21 gennaio. I portoghesi si sono tornati a casa per sicurezza. Allora. Aspetta però, Qua forse è più sicuro. Ok, attaccare. Invece gli spagnoli attaccherebbero il 21 gennaio, ma si stanno attaccando vicendevolmente. Intanto gli ottomani dichiarano guerra ai mamelucchi. Uniamo queste ultime due flotte, dovremmo cavarcela. Eccola. Vediamo il nodo di Genova in questo momento, direi ne abbiamo il 52%, quindi siamo abbastanza contenti. Vorremmo avere magari un mercante lì. Ma può aver senso spostare quello di Ragusa a Genova? Guadagniamo 58 in questo momento. Ok, intorno al 58-60, ok. Allora, 60. Consideriamo 60. Vediamo se spostando questo avremo lo stesso successo. È morto il governatore. Allora, andiamocene. Io direi qua. Noi gli diamo praticamente solo il colpo di grazia, ma... Mamelucchi, certo che accettiamo la vostra richiesta. Però non sarà facile. Allora invece qua ci siamo dimenticati completamente delle armate. Vabbè.
Aragona. Ah, c'eravamo anche noi? Cavoli, che fortuna, siamo arrivati proprio all'ultimo secondo. Allora, noi inseguiamo l'esercito. Il problema qua è che non riusciamo a controllare tutti. Già. Direi che è anche comprensibile. Vabbè, quindi aspettiamo un attimo. Io direi di controllare quello che il vecchio cardinale, non quello nuovo. Perché ha più probabilità, credo. Cos'è che stavo... Ah, ecco. Ah, non è ancora finito, ok. Dove andate? Vanno a Caceres. Vabbè. Tu dove vai? Scendi a sud. Ho capito. Vabbè. Allora, questo lo mandiamo a Magonza. Va bene. Magonza. No! Tutte le nostre precauzioni sono state inutili. Vabbè. E qui, ahie, non abbiamo messo il generale. Non è stata forse l'idea migliore. Beh, però, d'altronde non potevamo far molto. Avevamo... bene, l'Utrecht ha lasciato la coalizione contro noi. Speriamo facciano... No! Abbiamo perso la colonia. E se volessi andare qua, io come faccio? C'è una flotta nostra, eccola. No, perché l'ho mandato qua? Sono un idiota. Non mi serve qua. Scherzavo, non si può richiamare, ma... Maledizione. No, gli inglesi stanno vincendo. Vabbè, lo rimandiamo in Massachusetts, non ci interessa più di tanto, tutto sommato. È più importante che stiamo finendo le altre colonie, poi quelle nuove ne potremo fare di più. Allora, però qui invece a che punto sono? Sono abbastanza avanzati, devo dire. Va bene. Basta che non ce ne dimentichiamo. Allora, qui io dovrei mandare un esercito, anzi lo reclutiamo subito questo esercito. Allora, reclutiamo un bel esercito fatto di fanteria più che altro. No. Ok, e anche magari 2 cavalieri che manderemo in Africa. Allora, però qui io mi sono dimenticato di una cosa leggermente importante. Di arrivare in Andalusia. Va bene. Qui diamogli il colpo di grazia. Sembra finita lo stato qua. Ok. Cavoli, stiamo stravincendo contro la Spagna, però vedo. Ok. Meglio così. Wow! Ok, il nostro esercito non è forse
Beh, è stata più che altro una sfiga qua. Però abbiamo perso qualche migliaio di uomini, va bene. Però magari contro gli indiani possiamo vincere. I mamelucchi hanno ceduto qualcosa a loro e adesso gli toccherà cedere pure qualcosa agli ottomani. Ma sti ottomani non si fermano davanti a niente. Dovremmo fargliela pagare agli ottomani, però i tempi stanno maturando. Allora, ok, abbiamo fatto un bello scherzo agli spagnoli che dopo una prima, insomma, apparenza di una vittoria, ma durata davvero poco, si sono dovuti arrendere. Allora, vediamo un po'. Io direi occupiamo un po' tutte ste province, no? Mandiamone uno anche a Cadice. Qui c'è una truppa un po' troppo portoghese per i miei gusti. Ma sì, attacchiamola. Saranno loro ad attaccarci a quanto pare. Un po' pazzamente. Però hanno scelto il più, magari possiamo dire, il più coraggioso dei suicidi. Allora, riprendiamoci il cardinale. Ma non abbiamo guadagnato niente di tradizione militare. Vabbè. Allora, quanto sono ricchi questi ispanici, portoghesi o quello che è? No, non truppe, quanto sono ricchi ho chiesto. Allora, vediamo un po'. Spagna, morta economicamente. Portogallo, più morto della Spagna. Ok, stanno prosciugando le loro finanze, insomma. Io direi, sì, dopo Toledo andiamo a far guerra. Uh. Ok, ci stanno soccorrendo. Va bene. Ok, abbiamo Parana. E a questo punto potremmo colonizzare... Cavoli, questo è molto preoccupante. Io colonizzerei qui. Già, molto più sicuro. Così poi confiniamo anche con gli inglesi. Allora, qui c'è un altro malefico. No, malefico, un diplomatico, allora. Bene, abbiamo convertito davvero tutti a sto punto. Io direi di prendere un po' il largo. Vabbè, chi prova a togliermelo, chi le fa la specchia, insomma.
Ok, qui abbiamo avuto successo, però in effetti ci conviene lasciare dei mercenari a difesa. Allora, dovremmo mandare... Sì, allora, vediamo un po' che razza di navi... Allora, io qui costruirei appunto i campi di addestramento. Non posso ancora però. Ok. Andiamo a Lisbona, dai, a fargliela pagare a sti portoghesi. Possiamo fare... Vabbè, sì. Ok, possiamo fare la guerra santa ai nostri confinanti aztechi. Allora, io direi che... No, va bene, scherzavo perché prima dobbiamo prenderci queste colonie. Poi dovremo fare il più velocemente possibile anche queste altre colonie qua. Io direi, fammi un po' scoprire la zona qua. Perché... Shawnee, vabbè, non mi importa tutto questo. Tu cosa fai? Ah, ok, rimani lì. Me le organizza sempre male ste armate. Allora, fammi così. Questi sono un po' propensi ad attaccare. Io direi... Facciamogli un po' passare la voglia di attaccare. Ok, bravi. Questi portoghesi non vogliono proprio. Allora. Intanto, cavoli, sta Svezia è diventata una superpotenza. Si è espansa pure in Danimarca. Mio Dio. È diventata davvero una grande potenza. Allora, questi devono essere recapitati in Africa. Bene, qui abbiamo liberato la provincia. Ma dove li mandiamo? Li lasciamo qua. Ecco qua. Era inevitabile. No. Stupidi. Allora. Ui! Mio Dio, qua adesso sarà un po' difficile resistere. All'attacco traditore. Questi non vogliono uscire dalla coalizione, no? Contro di me fino alla morte, insomma.
Dove vai tu? Qua. Qui mi sa che dobbiamo scappare. Ecco, abbiamo colonizzato il Massachusetts. Oh mio Dio, ok. Può essere fin troppo tardi. Qui siamo stati proprio sterminati, ok. I nostri mercenari, vabbè. Sterminati. Partiamo sempre bene in Massachusetts, va bene. Abbiamo perso un sacco di gente qua. Ah, è arrivato pure l'esercito, ho capito. Però questo è un po' un rischio. Allora, il rischio di essere scoperti è 0,0 qualcosa, però ciò nonostante io credo che verremo scoperti. Allora, io direi, fammi questo. Almeno mi sentirò un po' più al sicuro. Allora, io direi anche no, di lasciare una, anzi di dividerlo in due. Fammi così. Appunto, voi prendetevi sta colonia. Ok, abbiamo scoperto la costa cilena del sud. E mandiamo. Oh cavoli. No, non arriva in tempo. Lo sapevo che anche le cose positive erano negative. No, allora facciamo così. Tu quando è che finisci? Niente, tu non arriverai mai in tempo. Qui lasciamo magari un reggimento. Quanto dura questo entusiasmo coloniale? Ah, questa si chiama limitazione degli appelli in italiano. Ma non compaiono tutti, cavoli. Si vede che quando si supera un certo limite non compaiono. Eccolo, no? Invece questo compare, ma dura un bel po', quindi appunto qui ci toccherà la cultura portoghese, che io cambierei volentieri, ma non so cosa farà il mio stato coloniale. No, ho sbagliato. Ecco. Come vedete, questo stato coloniale ha una cultura un po' variopinta. Allora, che razza di governatore t'ho dato? Non è quello adeguato. Allora, ti manderò quello diplomatico, speriamo riesca a fare qualcosa. Però dovrebbe essere accettata se non altro. No, non lo è. Quello inglese lo è? Sì. Ecco, almeno questo. Patrioti portoghesi e non me l'avete detto. Maledetti. Questi patrioti portoghesi. Ah, e sono qua proprio.
Allora, fatemi questo. Allora. Eh. Togliti. Fai così. Brava. Allora. No. Oh, è morto? Oh, cavoli. Ok, non è una buona idea fare quello che ho appena fatto. No! È affondata la flotta praticamente. No, torna qui. No, morto. Ho ucciso Tommaso D'Alviano. Beh, se uno vuole uccidere i propri generali, può farlo anche in questo modo. Ok. Vabbè, a questo punto che faccio? Vabbè, gli facciamo fare il giro lungo. Va bene, ci sta, ci sta. Allora, devo fare un po' di... Gennaio, quando è? Che arrivate? Gennaio. Sì, mi conviene farlo perché stiamo salendo troppo velocemente. Ok, c'è richiesta di pace. Vediamo se farebbero pace sti bischerelli. Ok, la farebbero. Pare proprio sì. Possiamo fare un sacco di alleanze? No, ok, possiamo togliergli un sacco di alleanze. Va bene, può andare bene. Allora, dobbiamo finire però anche le altre guerre a sto punto. Ok, non è servito attaccare. Va bene. Però può essere utile rimanere qua con un po' di gente. Come va in Spagna? Sembra bene, tutto sommato. Ah! Voglio liberare Lisbona. Dove sono i francesi? Allora. Cordoba, bene, proprio nel momento giusto si è liberata perché... Allora, vediamo un po' di bloccare almeno i portoghesi. No, non si sono bloccati. Maledetti. Allora, qui non possiamo ancora fare nulla. È anche finito il tempo dell'episodio. Vabbè, dai, chiudiamo qua proprio nel più bello, cioè nel più bello, nel più tremendo, cioè il momento della verità. Allora, dovremmo cercare di liberare questa provincia. E inoltre, cavoli, abbiamo un po' di soldi. Però abbiamo anche un bel po' di inflazione, immagino, come conseguenza delle nostre azioni. E... Sì. Allora, però, di sicuro... No, però aspettiamo per farlo. Non ho voglia di... Voglio prima di tutto... Vabbè, perlomeno ci sale più velocemente questo valore. Abbiamo perso un generale, però un esploratore. Però almeno il valore militare sale più velocemente. Qui purtroppo appunto dobbiamo salire a 590. Ci vorrà un anno ancora. E una volta saliti a quel valore potremo occuparci anche degli edifici più svariati. Preferisco non essere superato alla Francia, mi sa, in questo momento. Poi adesso che lo Stato e la Chiesa ci vuole così tanto bene, qualche vantaggio lo abbiamo.
Però appunto dovremmo avere un teologo per prendere la decisione. E mi dispiace tra l'altro licenziare questo. Molto. Quindi non possiamo ancora revocare la limitazione agli appelli. Allora, qui ce ne andiamo tutti quanti. Potremmo anche colonizzare qua. Non possiamo? Scusa. No. Deve essere completamente sviluppata. Ho capito. E quindi io sapete cosa farei? Andrei a scoprire quest'altra. Tanto tra poco potremo usare queste armate per sorvegliarla. Anzi, possiamo usare già queste. Ok. Un po' lungo il viaggio. Eccolo qua! Ah, non c'è più quello stesso esploratore. Gli è morto. Noi non l'abbiamo potuto intercettare purtroppo, ma... No, Fernando Alvero c'è ancora. Però hanno anche Gioacchino. Un momento, perché non riesco bene a capire la situazione. Ah no. Allora. Ah, è un ammiraglio. Anche lui temibilissimo. Ok. Hanno cambiato, insomma. Prima stavano esplorando. E adesso invece... No. Però dovremmo anche andare qui, in effetti, noi. Già. Abbiamo parecchie cose da fare. Però per prima io direi di andare qua, in modo da non fare lo stesso errore che abbiamo fatto qui. Ma in realtà, dove sono i nostri esploratori? Uno sta andando qua. Ah, ok. Uno sta andando qua. E uno sta andando qua. Ok, poi lo rimanderemo. Quello che arriva qua lo rimandiamo direttamente prima che finisca qua. Perché voglio appunto essere qua. Tra l'altro queste navi a trasporto che volevo mandare in realtà non sono così utili. Se ne costruisco comunque qualcuno. Anzi, faccio le navi pesanti. Molto più utili quelle. Dato che abbiamo anche i soldi per farle. Facciamole. Giustamente. Ma sì, facciamole. 4 belle navi pesanti. Così saremo più al sicuro la prossima volta. Va bene, dai, allora chiudiamo qui l'episodio. Dovremmo far pace anche. Lo richiamerei. Facciamolo così, all'1 gennaio lo richiamiamo. Ahie. No! Rovinato. Ci siamo fatti distruggere. Vabbè, a Lisbona. Sti portoghesi sono pericolosi. Tra l'altro avevo calibrato malissimo l'esercito, è per quello che abbiamo perso. Vabbè, è un 1 gennaio un po' spiacevole, però... Vabbè dai, vedremo come va a finire la prossima volta. Ciao!